Per la prima volta una città intera potrà dirsi non partner, ma protagonista attiva, promotrice di un grande gesto di solidarietà. Allora, il progetto Sandona-Dona partirà operativamente dal 18 di novembre, quando tutta la comunicazione alla comunità sarà consegnata nelle varie sedi, negozi, attività commerciali, attività di carattere pubblico. E consegneremo le ricevute da €1 ad ogni commerciante, negoziante e attività che aderirà e ci darà una mano nel progetto. Ad ogni cittadino verrà richiesto di donare €1, diciamo l'importo è simbolico e speriamo che poi versino di più di €1, perché l'idea è quella di raccogliere e di superare i €50.000 di raccolta da dedicare a 5 obiettivi che sono dichiarati e molto importanti. L'iniziativa, voluta e pensata dal Lions Club di San Donà, darà la possibilità ad ogni cittadino di essere volontario, di aiutare chi ha più bisogno. E l'iniziativa ha visto anche la partecipazione e l'appoggio della Fondazione Terra d'Acqua. È un'occasione che non potevamo assolutamente lasciar cadere. Del resto va ricordato che nel nostro statuto il radicamento del dono nel territorio che ci è stato assegnato come fondazione è uno dei principali, obblighi statutari che abbiamo. La fondazione fa da notaio d'altra parte, cioè garantisce, in quanto onlus, garantisce che le somme raccolte e le varie modalità con cui la raccolta interviene, attraverso bonifici o attraverso appunto l'interessamento diretto delle associazioni, saranno usati per i progetti che sono stati individuati, progetti che, come avrete avuto modo di vedere, sono progetti straordinari. Parte quindi da San Donà un importante gesto di sensibilizzazione che ha trovato l'apprezzamento anche della Regione del Veneto. La Regione deve essere da stimolo, l'amministrazione pubblica che in questi periodi ha grosse difficoltà deve però fare questo, cioè far sì che venga valorizzato da una parte il territorio, dall'altra che ciò che vivo nel territorio, come sono tutte queste associazioni, come lo è il Lions, metta a disposizione della città e non solo della città, del territorio stesso, tutte queste energie per aiutare gli altri. Quindi un messaggio importante e forte in un momento in cui ognuno si chiude e si barrica in casa sua, guardare agli altri e soprattutto aiutare gli altri. Solidarietà e volontariato come un dono, come un aiuto concreto per il sostegno a 5 grandi obiettivi. San Donà dona vuole essere l'esempio di una comunità che collabora attivamente. Sì, è una grande opportunità per la città, perché intanto invita ad aprire gli occhi su quello che accade. Spesso la televisione ci porta lontano da qui, ma noi confidiamo che per osservazione diretta, ma anche per il servizio che fa una televisione locale come è questa, queste situazioni di necessità siano portate a conoscenza dei cittadini. L'altro aspetto importante è che a fronte di queste situazioni bisogna dare una risposta e non sempre l'ente pubblico, l'amministrazione da sola riesce a rispondere a tutte le necessità, in alcuni casi ingenti dal punto di vista dei numeri, ma anche della importanza che queste hanno, e quindi è necessaria una collaborazione, una sinergia insieme alle associazioni di volontariato o di altro tipo, come è in questo caso nella veste del Lions.